Ciao ragazzi, oggi sono tornato nella cucina di Giannico Viero. Mi ha detto che oggi voleva farmi tornare bambino. Solo che qua non è che... Dove lo va? E insomma, qua era Giannico. No, No. Faraona. Arca, ho sbagliato. Ah, è Faraona perché siccome è una, come dire, un ospite del pollaio e come caratteristica è una gran casse perché Avevo capito Giannico, avevo ok. sbagliato. Questa qua è l'ideale, è che tiene dentro tutti i suoi umori, i suoi gusti e ora vi do un consiglio di metterla su come che vi mostro me. Logicamente gli sapere che Stefano qua sta una settimana senza mangiare. Adesso non sta a dire tutto Giannico, No, Demo. però diciamo che non proprio sempre, ecco, mi ha messo su stamattina alle 7 perché sennò se non assai dopo dice non funziona. Ma cosa ti ho messo dentro adesso? Adesso ho messo dentro un porcino, una testa del porcino, che dopo quello, quando che ti tagli, intanto gli dà profumo. Certo, Ora metto il rosmarino, certo. perché la Faraona è uno dei bocconi più buoni. Quindi aromatizzi con rosmarino e salvia, vedo. Così salvia. Ma c'entrano qualcosa le prugne che le vedo qua? No, ma continua a dirmi che uso prugne, uvetta. Ma porca troia, ma senti quanto buona che è. Porca miseria. Sapevo quanto buona che è sta Quindi qua. anche queste vanno nel ripieno. Questa fa pocetto, questa fa... Come non so se te ricordi che ti dicevo dei datteri. Dopo se carica di pectina, quando che ti te fai il tocetto che ti frulli, viene fuori proprio il densetto buono. Ho capito. Non è un normale arrosto. Comunque guarda, è semplice la questione. Sa molto di medievale questa ricetta, Giannico. Sempre di più. Sempre di più. Cioè l'uso delle materie prime che abbiamo. Dopo settembre, prugne, piri, tutte che ricette ha, Certo. che robe ha, e adesso che fa? Le prugne sa benissimo le nostre donne quanto che serve Certo. per certe cose. E ora queste prugnette qua, e Vittoria, ti te metti a seccare, a passire, gli metto un pochetto di persimo e aglio, sempre attenti con l'aglio, dentro la mettosetta qua, ancora un po' di prugnette in giro, per fuori, è vero che bisogna massaggiarla, ma non è vero neanche no, perché c'è tutta che buccia qua da scalfire, via, la vaso pian pianeo, gli mettiamo sempre la salvia, che mi vedo meglio del rosmarino, che è quello che si sa dentro. Dopo mi devo sporcare un po' la carta forno con un po' di burro, che quello fa un po' di glassa dei mestieri. Dimmi quanto semplice che è sta roba qua. Per te? No, ma anche a casa. Sta roba qua, in 4 in famiglia, la fa fuori, invece di andare al supermercato, torre qui a spiedo, senza offendere il supermercato, con leghi, e via in forno, 170 gradi per 2 orette, entro in forno, 175-180 gradi. Attento, caro Stefano, cosa che tiro fuori? Le sate di gallina. Sate di gallina. Ma sai che le mangiavo da piccolo, me le preparava mia nonna. Mi metteva un po' di sale e che buona che era. Le zeppelai. Guarda, più so di andare sulla cucina semplice, senza fioretti, senza... più mi diverto, mi scopro
Le sate di gallina, Ma mamma. io dice, ma una volta cosa, cioè, non era i petti di pollo, ma non era neanche, io mi ricordo a casa mia i petti di pollo, era l'ultimo che andavo a mangiare. Era il gaon, la alita, Certo, adesso non so, vado a Verona, e che anche là. come c'è il gaon? Galon. Ah, Solo che le galon, no gaon. gaon, E adesso si mangia così la zampa di gallina. ma che, te pare, No, se massa facile. te pare che Gianico, Cos'è che è dentro quella padella lì? Cos'è t'ho preparato? caramello, Ah, zucchero quindi. sì, Ci ha voluto dirmi che le zampe di gallina le vanno allo zucchero. Davvero? ma dove, no, Lo so, beh, mia, giuro. ma vai, io mettevo zucchero anche solo il spiedo prima di andare fuori. Ma va. Che hai mai fatto le quaglie allo spiedo Sì, bravo. e prima di servirla miele Bravo, sopra? miele, bravo. Eh. Te che ragione. Cioè, ma Però con le zampe di gallina onestamente mi sfuggiva. onestamente, ho sentito che mica zampe di gallina ho preso tra il totale 9 dall'Accademia Cucina Italiana. Davvero? 9. Con le zampe. Unico Veneto, Eh, agriturismo che fa 9, è altissimo. No, la cena era sugli ossi e marcio. Però siccome che fuori l'accoglienza, che ho fatto? Le zampe di gallina. E te c'è panova, pensati. 9 va che tanto. Complimenti. Non segno ancora caramellato perfetto. Però questo è acqua e zucchero. E adesso ti metti le zampe di gallina? Ma pensati. Ah, così proprio un passaggio e via. È sufficiente. Super sufficiente. Sarebbe meglio che fosse un po' più dorato. Ma mi compressia. Ma Dio, beh. Però una volta in ospedale a Vicenza, quando ti venivi fuori, c'era un personaggio che faceva gli spiedini di zucchero e peperoni. Ma pensa. Ma pensa. E adesso, vedi il piatto qua, Sì? si sta creando, no? Si sta creando. Quindi anche i peperoni passati nello zucchero. Così. Ma pensate. E il zucchero in pasticceria è delicatissimo. Bisogna dargli i suoi tempi perché mi sono abituato a 121 gradi per fare le meringhe italiane. Invece qua bisogna che vada a 135, bisogna che diventa marron come caramello. Però l'effetto lo fa. Ma è un caso che tra il piatto e la padella, che sia la farona e che sia il bollito? Non è un caso. La cucina veneta è fatta di questo, cioè sora toia ogni ben di Dio. Mi non te go cucina l'antipasto primo secondo. Sì, mi sto su, ti ho detto cosa che hai detto un po', ti ho detto i funghi, però mi sei visto a faraona, però siccome va a fare il brodo mi sei visto questo, no, adesso mi sono rimpiattarti, come che fai il grande chef. No, però... Ecco cosa sa il bollito. Sì, ma non tanto. Tanto guarda che guarda. Bellissimo, guarda. Che parte è quella? Questo qua è il coio, il reale. Il reale, taglio importante. Sì, caro. Quindi diventa un piatto unico alla fine, Giannico. Ma diventa un piatto della festa, della convivialità, dell'allegria, guarda. Che bello. La mia finia? Ah no? No, questa è la pevarada. Ah, fatta con? Fasui e fegadini e sioia, soppressa molto buona. È quella che ha cotto prima per che girava prima. Guarda, ti metto, no, qua tocca dopo magari guardi veronesi, mi sapere come pevarà. Questa è la pevarada. Sì. Fegadini. Ma che roba. Uvi lissi stuccai dentro. Vuto a chicca. Certo, questa è la chicca. Vuoi la chicca? Certo. Cotto perfettamente. Ah, signor, mamma che spettacolo, guarda che roba. Ma dimmi Stefano, cosa hai bisogno dell'antipasto, primo, secondo? Facciamo tutto in una botta sola.
porta. Io buono, qua tutto il tempo, saia. Giannico, questo non è un piatto, questo è un quadro d'autore. E se noti, io non ho la forchetta. Sai perché? Perché? Perché vuoi tornare tutti in vara. Le satte di gallina, mi le mangiava così quando me le faceva la nonna. Beh, con lo zucchero è fantastica. Fantastica. Mamma mia. Favorisci pure, sai, se vuoi. So chi l'ha fatto, le pravin. Ragazzi, dopo questo tuffo a Marcord con le satte di gallina, vi do appuntamento alla prossima puntata. Sempre qua con Giannico. Dico, saluta. Ecco, è andato fuori a campo, ma... che buono. Ciao ragazzi.